Onorevole Michele Sodano, ecco un commento a caldo di ciò che è stato il consenso di 5 Stelle in Sicilia. Innanzitutto mi preme e voglio ringraziare di cuore i cittadini di Agrigento e della provincia di Agrigento, i siciliani in generale, che hanno premiato e continuano a sostenere questo governo del popolo, dove il Movimento 5 Stelle ha sicuramente un ruolo primario. Qua siamo di fronte ad una Sicilia che è stata sempre martoriata dalle mafie, dove le diseguaglianze l'hanno fatta da padrone, dove quindi le nostre politiche di lotta alla corruzione, di lotta alla mafia, di redistribuzione della ricchezza e di aiuto alle fasce più deboli vengono recepite. Andiamo avanti in questa direzione perché il Movimento 5 Stelle già da oggi sta lavorando per continuare i punti del contratto del governo, non cambiano gli equilibri a livello nazionale e governativo, anzi cominciamo ad impegnarci di più anche sul territorio per strappare a questa terra tutti i poteri che fino adesso hanno governato e per dare a questa città un governo fatto di gente onesta che ha voglia di fare, che ha delle idee per il futuro. Quindi grande risultato in provincia di Agrigento, un ringraziamento incredibile perché siamo ancora la prima forza politica in provincia. La Sicilia è in controtendenza con il voto nazionale che vede Salvini superare il 30%. Ecco, in tanti si chiederanno, continuerà Salvini l'alleanza con 5 Stelle e 5 Stelle in virtù di questa decrescita nazionale cambierà il suo modo di gestire la politica al governo? Ma l'alleanza, o meglio il contratto di governo, che è stato un punto forzato per poter dare a questa nazione un modo per poter fare delle leggi e uscire dal pantano in cui noi eravamo, continuerà sicuramente. Gli equilibri non cambieranno, quindi non verranno chieste delle altre poltrone e fin da subito appunto al lavoro per tutto ciò che noi dobbiamo fare.